Trieste custodisce un segreto. Tra le sue vie non vivono soltanto uomini e donne. Da secoli 7 antiche presenze camminano accanto a noi, invisibili agli occhi di chi ha smesso di osservare. La prima è Sirena. Attraversa Piazza Unità d'Italia come una donna qualunque. Ma quando il sole disegna la sua ombra, riaffiora la sua vera natura. È il mare che ha scelto un volto umano. Poi arriva Bora. Nel borgo di San Giacomo il vento danza attorno a lei, le accarezza i capelli, solleva il tempo stesso. È la forza di Trieste, libera, indomabile, impossibile da fermare. Nel silenzio del castello di Miramare veglia Sfinge. Ha il volto di una giovane donna e lo sguardo di migliaia di anni. Custodisce la memoria, perché una città senza storia dimentica anche il proprio futuro. Davanti all'università compare Minerva. Non porta armature, ma idee. È la conoscenza che illumina, l'arte che ispira, la scienza che costruisce il domani. In un antico caffè triestino sorride Demetria. In ogni pane condiviso, in ogni profumo, in ogni gesto di cura, ricorda che nutrire significa anche amare. Nei giardini, negli spazi sociali della città, danza allegra. È un'elfa che gioca con i bambini e fa sorridere gli anziani. Dove passa, nasce una carezza, un istante di felicità, perché la gioia è il respiro più autentico di Trieste. E infine, Armonia, medico fra gli anziani del Roseto di San Giovanni. Le sue mani curano il corpo, il suo sorriso protegge la dignità, perché la vera forza di Trieste nasce dalla compassione e dalla solidarietà. Sono antiche, sono immortali, sono demoni benevoli che hanno scelto di vivere fra noi. Forse le incontrerai domani, senza accorgertene, perché ogni donna custodisce una storia, una forza, un universo. Riconoscerle, ascoltarle e poi rispettarle significa proteggere il futuro. Trieste lo sa da sempre.